Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i titoli. Messina, dopo il crollo del palazzo, i carabinieri del RIS al lavoro per dare un'identità ai resti biologici trovati fra le macerie. 4 le vittime accertate, la procura manderà periti sul luogo della tragedia. L'ombra della mafia sul furto delle opere di Antonello da Messina. Ferie forzate per i 4 custodi che rischiano il licenziamento. L'allarme è lanciato al 112 da una passante la notte di Ferragosto. Ci sono 2 quadri per strada. Riaperto il museo, la delusione dei visitatori. Covid, 2 funzionari della protezione civile siciliana sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire più di 5 milioni e mezzo di euro per una maxi fornitura di guanti destinata agli ospedali durante l'emergenza pandemia, una fornitura che secondo i giudici sarebbe stata in parte non conforme al contratto. 400 kg di droga per un valore al dettaglio di 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo. A Ragusa un uomo è stato fermato con quasi 13 kg di hashish. A Palermo l'intimidazione con l'auto ricoperta di olio motore a Don Ugo Di Marzo, parroco del quartiere Roccella. Sicilia 24 dice: spero si tratti di una bambinata. La crisi idrica colpisce ancora, sono milioni i metri cubi d'acqua che si perdono negli acquedotti Colabrodo della Sicilia, a farne le spese residenti e turisti. A Catania ancora furti di rame che lasciano al buio quartieri e edifici pubblici, presi di mira maggiormente Librino e San Giovanni Galermo, ma anche il centro storico. 13 giorni alla conclusione del mercato, tra acquisti e cessioni il Catania prepara alcuni colpi. Domenica contro l'Inter Under 23, assente lo squalificato Caturano. Il Palermo al lavoro per la gara di campionato di domenica al Barbera contro la Juve Stabia, apprensione per le condizioni di Iorone. E come sentivamo dai titoli, a Messina, dopo il crollo del palazzo a Pistunina, i carabinieri del RIS sono al lavoro per dare un'identità ai resti biologici trovati fra le macerie. Intanto la procura, che ha indagato 3 persone, manderà periti sul luogo della tragedia. Sentiamo Ilaria Mangano. A settimane dal tragico crollo di Pistunina nella zona sud di Messina, sono 4 i corpi finora recuperati. Restano ancora da ritrovare quelle di altre 2 vittime per le quali le ricerche non si sono mai fermate. Mancano all'appello Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, trovata priva di vita poche ore dopo il cedimento, e del collaboratore domestico di origine cingalese Leiru Warnakulla Suria. Nel corso dei giorni, fra le macerie e persino fra i detriti depositati nel parcheggio dello stadio San Filippo, sono stati recuperati diversi resti biologici. Un'attesa drammatica per le famiglie, ancora impossibilitate a dare l'ultimo saluto ai propri cari. Ma una risposta definitiva potrebbe arrivare presto dai carabinieri del RIS, stabilendo a chi appartengano quei resti. Potrebbero essere dei 2 dispersi o di alcune salme già recuperate. 2 dei 4 corpi finora trovati presentavano infatti evidenti segni di ustione. Sono 3 le persone indagate per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Si tratta di Alessandro Panarello, titolare del gruppo che stava per aprire un supermercato al piano terra, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori, e Pietro Leone, l'ingegnere che ha progettato l'edificio. La prossima settimana si potrebbero quindi avere i primi riscontri. Si partirà dall'esame dei telefoni degli indagati per poi passare al sopralluogo del pool di consulenti nominati dalla Procura di Messina. Dopo l'analisi della documentazione, i periti lavoreranno direttamente sul luogo del crollo e sui materiali sequestrati, nel tentativo di fare piena luce sulle cause che lo scorso 30 luglio hanno provocato questa enorme tragedia. E rimaniamo a Messina, ma parliamo del furto al museo regionale, perché la procura non esclude la pista mafiosa dietro al furto. La questura intanto ha reso noto un frame della telefonata che una cittadina messinese ha fatto al 112 per segnalare la presenza delle 2 opere di Antonello da Messina abbandonate dai ladri sul muretto del museo. Emanuela Corsi. Potrebbe esserci l'ombra della criminalità organizzata dietro il furto al Mume, dove sono state trafugate nella notte tra il 15 e il 16 agosto le opere di Antonello da Messina. Il procuratore Antonio D'Amato non esclude nessuna ipotesi, neanche la pista mafiosa.
I poliziotti continuano a visionare tutte le telecamere che si trovano vicino il museo e nelle zone limitrofe per vedere se si riesce a individuare la modalità di fuga dei ladri che potrebbero anche venire dall'estero. Un bottino da decine di milioni di euro. Dipinti unici che non possono essere venduti sul mercato normale. Per questo gli inquirenti battono la pista del furto su commissione. Un miliardario straniero o forse i clan che usano l'arte come moneta di scambio internazionale nei grandi traffici di droga. Così come accadde in passato con la Natività di Caravaggio. Resta poi il mistero dei sistemi di sicurezza. L'allarme ha suonato, ma nessuno tra il personale in servizio ha lanciato l'allarme al 112. I 4 custodi di turno quella sera, mentre era in corso la processione della Vara, sono stati sospesi e rischiano il licenziamento. Si scava sui loro telefoni per capire se vi siano stati ricatti, minacce o complicità interne. È stata invece una cittadina messinese a dare l'allarme quella notte. La questura ha reso noto un frame della telefonata che Elisabetta Bonfato ha fatto al numero unico di emergenza per segnalare la presenza sul muretto di 2 tavole del pittore siciliano del 400 abbandonate dai ladri. Numero unico di emergenza. Cosa è successo? Mi trovo all'Annunziata accanto al museo. Ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno li avesse rubati e appoggiati qui. Sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi. E mentre le indagini proseguono serrate, questo furto rappresenta una ferita aperta nel cuore di Messina e dei siciliani. E intanto i visitatori sono tornati al museo, ma con comprensibile delusione. Sentiamo Ilaria Mangano. Il Museo regionale di Messina ha riaperto al pubblico, ma entrando nelle sale qualcosa inevitabilmente manca. Sulla parete dove erano custodite le opere di Antonello c'è un telo nero, un vuoto che non è soltanto quello lasciato dai quadri, ma quello che tutta la città sente davanti alla perdita di un pezzo della propria storia. Ascoltiamo cosa ne pensano i visitatori. Sicuramente è un fatto che ha creato magari disagio anche alla città, perché comunque per loro è una cosa importante, da quello che so io, per Messina. Però ecco, io capito da turista, visto che ho i miei suoceri qui vicino. Avrebbe voluto vederle? Sì, sicuramente sì. Quest'anno magari era l'anno buono, però magari sarà ormai molto difficile, ecco, recuperare questa situazione. È la prima volta in realtà che vediamo al museo ed è un museo molto bello, quindi consiglio a tutti di visitarlo. Peccato che non c'è più l'Antonello da Messina, spero che lo ritrovino presto. Soprattutto dispiacere, anche perché erano delle opere abbastanza importanti comunque, quindi è un po' un vuoto, ecco. E voltiamo pagina. 2 funzionari della Protezione Civile siciliana sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire più di 5 milioni e mezzo di euro per una maxi fornitura di guanti destinata agli ospedali durante l'emergenza Covid, una fornitura che secondo i giudici contabili sarebbe stata in parte non conforme al contratto e in alcuni casi priva delle certificazioni richieste. Gerry Italia. Guanti acquistati durante l'emergenza Covid ma consegnati in parte in materiale diverso da quello previsto, in alcuni casi senza le certificazioni richieste. La Corte dei Conti presenta al conto 2 funzionari della Protezione Civile siciliana. Dovranno risarcire oltre 5 milioni e mezzo di euro. Sono Alfio Drago, responsabile unico del procedimento, e Ugo Savattiere, direttore dell'esecuzione del contratto. La vicenda risale al giugno del 2020, quando la Protezione Civile affidò direttamente alla European Network TLC una commessa da 8,4 milioni di euro per 1 milione di confezioni di guanti in nitrile da consegnare entro 7 giorni. La consegna però non sarebbe avvenuta nei tempi né secondo le caratteristiche previste. Tra giugno e novembre furono recapitati 133.200 box, appena 15.000 in nitrile, mentre 118.200 erano in lattice. Altre confezioni sarebbero risultate prive dell'indicazione del materiale e in alcuni casi delle certificazioni europee. Una parte della fornitura inoltre non sarebbe mai stata consegnata. Per la Procura Contabile un passaggio decisivo riguarda le certificazioni sottoscritte dai funzionari. Nel dicembre del 2020 Savattiere avrebbe attestato la regolare esecuzione della fornitura nonostante le contestazioni, consentendo così la liquidazione di una fattura da 2.100.000 euro. Da qui la contestazione del danno erariale e la condanna in solido dei 2 funzionari. La vicenda nasce dall'inchiesta della Guardia di Finanza di Roma su un appalto complessivo da 22 milioni di euro. Sul fronte penale sono stati coinvolti i vertici della società fornitrice, ma il procedimento non è ancora arrivato a una sentenza. Nel 2024 è stata invece archiviata la posizione dell'ex ministro Saverio Romano. 400 kg di droga per un valore al dettaglio di 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo, mentre a Ragusa un uomo è stato fermato con quasi 13 kg di hashish. Luca Ciliberti.
Tra Partinico e Punta Raisi, nel palermitano, la Guardia di Finanza ha sequestrato 400 kg di infiorescenze di marijuana. Il valore della vendita al dettaglio della merce sequestrata ammonta a circa 2 milioni di euro. Sono state fermate 2 persone destinatarie di spedizioni dall'estero, risultati rappresentanti legali delle ditte operanti nel settore della coltivazione legale di canapa. L'importazione, la lavorazione, la detenzione, l'invio e la spedizione di prodotti costituiti da infiorescenze non è più consentita indipendentemente dal livello di principio attivo contenuto all'interno. A Ragusa, poi, sulla strada statale 514, le Fiamme Gialle hanno arrestato un uomo di Comiso dopo che nella sua autovettura sono stati rinvenuti 12 kg e 800 grammi di hashish. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le successive attività investigative sono state rinvenute anche 2 pistole e 500 munizioni nella disponibilità del padre del soggetto fermato, che è stato deferito per detenzione abusiva di armi. Un atto vandalico stupido e insolito. A Sicilia 24 Don Ugo Di Marzo racconta l'intimidazione subita sotto casa dei genitori in viale della regione siciliana a Palermo con l'auto ricoperta da oleomotore. Tonino De Mana. È sereno, poco prima di imbarcarsi per Lourdes, insieme ai suoi parrocchiani, Don Ugo Di Marzo, sacerdote della parrocchia Maria Santissima delle Grazie, vittima a Palermo di un'intimidazione con la sua auto parcheggiata in viale Regione Siciliana ricoperta di oleomotore. Un gesto insolito per Don Ugo, secondo cui potrebbe trattarsi di una ragazzata. Sono sereno, sono propenso a credere che si tratti di una brutta bambinata, di un gesto così stupido, fatto da ragazzini e nulla di più. Vedremo cosa diranno le indagini. Il sacerdote confida sull'operato delle forze dell'ordine e si mostra piacevolmente sorpreso per come ha reagito la comunità dello Sperone, che ha condannato l'accaduto. L'unico sentore che ho serio e importante e bello è che il quartiere, la comunità di Roccella e di Sperone hanno preso malissimo questo fatto, un fatto brutto, un fatto ingiusto, un fatto da condannare con chiarezza, dal quale prendono le distanze sicuramente tutti i parrocchiani. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Zisa Borgonuovo, che hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere e il bidone utilizzato dall'autore del gesto. E rimaniamo a Palermo, dove un uomo che pretendeva di essere assistito immediatamente, nonostante fosse stato comunque preso in carico dal personale sanitario, ha perso il controllo e si è scagliato contro gli operatori del pronto soccorso dell'ospedale civico, danneggiando computer e arredi. Si tratta della seconda aggressione in 7 giorni. La misura è colma, dice Giampiero Buglisi, segretario aziendale Nursin. Evidentemente la presenza della vigilanza e le attuali misure di prevenzione non sono sufficienti. Il pronto soccorso della Civico ha una ricettività di circa 54 pazienti, ma quotidianamente gli operatori si trovano a gestire anche oltre 100. Il sindacato annuncia che si rivolgerà al prefetto di Palermo per segnalare una situazione che, alla luce della frequenza e della gravità degli episodi, non può essere più considerata una emergenza appunto episodica. E ci spostiamo a Trapani, dove sulla nomina del direttore sanitario dell'ASP è tutto da rifare. Il giudice del lavoro infatti ha dichiarato illegittima la nomina di Danilo Greco. Laura Spanò. Non c'è pace per l'ASP di Trapani dopo lo scandalo per il ritardo nella repertazione degli esami istologici. La nuova tegola riguarda la nomina di Danilo Greco a direttore sanitario, quindi tutto da rifare. Su ricorso infatti del dottore Cristiano Raimondo, primario di medicina dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, il giudice del lavoro del Tribunale di Trapani ha dichiarato illegittima la nomina di Greco, nomina decisa nel febbraio 2025 dall'allora direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce, che il 21 maggio dello scorso anno si è dimesso dall'incarico dopo le polemiche esplose per via dello scandalo relativo ai gravi ritardi dei referti istologici. Non sarebbe però automatico il subentro di Raimondo a Greco, c'è infatti un elenco regionale dal quale attingere, annullato in ogni caso la decisione di Ferdinando Croce. Nel frattempo Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell'ASP trapanese dai primi di luglio del 2025, si limita a dichiarare: l'azienda sta provvedendo a prendere formalmente atto della sentenza emessa dal giudice del lavoro di Trapani.
A Messina è stata sequestrata la comunità alloggio per disabili psichici Santa Rita. Trovate 230 confezioni di farmaci scaduti, gravi carenze igienico-sanitarie e un numero di ospiti superiore a quello autorizzato. I 37 ospiti sono stati trasferiti, è stato indagato il legale rappresentante della struttura, accusato di maltrattamenti, abbandono di minore o incapace, somministrazione di farmaci guasti e mancato rispetto dei requisiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E c'è stato un terremoto di magnitudo 3.1 questa mattina alle 7:47 sull'Etna, a 1,8 km da Montenero, con una profondità di 1,5 km. Non risultano danni ai paesi vicini. Adesso una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. A Maddalusa, ad Agrigento, la crisi idrica diventa una questione sociale dopo oltre 100 giorni in cui i rubinetti sono rimasti a secco e la Chiesa adesso si mobilita e richiama le istituzioni alle proprie responsabilità. Davide Sardo. Oltre 100 giorni con i rubinetti a secco. A Maddalusa, frazione di Agrigento, la crisi idrica diventa anche una questione sociale e la Chiesa agrigentina decide di scendere in campo lanciando un duro monito alle istituzioni. Un'emergenza che continua a pesare sulla vita quotidiana dei residenti costretti a procurarsi l'acqua da soli. Abitazioni senza regolare allaccio e contatore, una situazione che si intreccia anche con l'abusivismo edilizio. E con le autobotti ferme il disagio è diventato ancora più pesante. Spero che l'acqua arrivi a tutti, perché il diritto all'acqua è di tutti. Semplicemente questo, che il diritto all'acqua è di tutti. Io capisco che il sindaco si trovi in una situazione molto difficile. Non credo che voglia andare contro i suoi cittadini, ma qui c'è, però non è una questione che riguarda solo gli abitanti di Maddalusa, qui riguarda tutti i cittadini, non solo di Agrigento, perché altre situazioni simili a queste ci sono a Canicattì e già c'è stato tutto un problema, come ci sono a Favara, ci sono a Naro, in tutta la provincia. La Chiesa chiede di non lasciare soli i cittadini e richiama le istituzioni alla responsabilità. Il diritto all'acqua è sacrosanto, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, la Costituzione italiana, la dottrina sociale della Chiesa, ma anche il normale senso civico ci dice che l'acqua deve essere data a tutti. A Maddalusa l'emergenza continua e dopo oltre 100 giorni cresce la richiesta di una soluzione concreta. Ma quello della crisi idrica, oltre che ad Agrigento, è un tema che si ripropone drasticamente in tutta l'isola a causa di una rete colabrodo che in questa caldissima estate ha costretto i siciliani a un razionamento senza precedenti, per non parlare poi della condizione degli invasi. E anche i turisti devono fare i conti con l'acqua che manca. Laura Spanò. L'acqua in Sicilia c'è, ma una rete idrica colabrodo fa sì che anche in questa caldissima estate 2026 i siciliani siano costretti a un razionamento idrico senza precedenti. Da Trapani a Messina fino a Siracusa, cittadini e turisti, più che godere delle meritate vacanze, devono fare i conti con l'acqua che manca. Tutto questo accade nonostante le abbondanti piogge. Sono poi milioni i metri cubi di acqua che si perdono negli acquedotti colabrodo, mentre il 15% delle riserve nelle dighe pare che a causa delle alte temperature stia evaporando. Poi ci sono interi quartieri morosi perché nessuno fino ad oggi ha pensato di installare i contatori. Tutte cause di un'emergenza che dopo anni si fa fatica a continuare a definire tale, che si trasforma in una colossale macchina mangiasoldi. A fine luglio la Corte dei Conti aveva evidenziato che il settore idrico siciliano ha beneficiato di un significativo afflusso di fondi europei nazionali e regionali superiori a 800 milioni di euro. Malgrado questo, certifica la Corte dei Conti, il 50% dell'acqua si perde nelle condutture fatiscenti e dei 45 invasi la maggior parte opera con una serie di limiti dovuti a scarsa manutenzione, mancati collaudi, verifiche sismiche di sicurezza non effettuate. Solo nelle ultime settimane dalla Regione sono stati stanziati 18,9 milioni di euro per rimborsare a Sicilacque le forniture idriche nel Trapanese e a Messina per le utenze ex EAS. Ma la crisi rimane drammatica ovunque.
Adesso a Catania, dove ci sono ancora raid dei ladri di rame a lasciare al buio quartieri e edifici pubblici. Refurtiva che viene poi rivenduta al mercato nero tra i 4 e gli 8 euro al chilo. Tonino De Mana. L'ultimo episodio, peraltro culminato con l'arresto di un 44enne da parte dei carabinieri, ha lasciato al buio il perimetro del Castello Orsino e buona parte delle strade adiacenti piazza Federico II di Svevia, ma i continui furti di rame sono ormai un'emergenza. A Catania, ma il problema esiste in tutta la Sicilia, il fenomeno riguarda il centro storico e le periferie, segno evidente che i predatori di metalli sono ovunque, sprezzanti anche del rischio di finire nella rete delle forze dell'ordine e quindi in manette. Ad onor del vero sono in tanti a farla franca, nel mirino tubature pluviali, cavi di ogni tipo, impianti di edifici pubblici e privati, colonnine di ricarica per le auto elettriche, interi quartieri al buio, a pagare un prezzo pesante Librino e San Giovanni Galermo, dove si segnalano la maggior parte dei furti, costi che poi ricadono sulle casse comunali. Tutti danni che producono due effetti negativi. Il primo, lasciano zone al buio per giorni, per settimane, quindi abbiamo un effetto negativo sulla cittadinanza. L'altro è un danno economico alle nostre casse. Refurtiva che viene rivenduta al mercato nero, 4-5 euro al chilo per il rame grezzo, con punte di 7-8 euro al chilo per il metallo d'alta qualità. Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare di calcio. E parliamo di calcio, 13 giorni alla conclusione del mercato tra acquisti e cessioni, il Catania prepara alcuni colpi domenica contro l'Inter Under 23, assente lo squalificato Caturano. Sergio Colosi. Martedì 1 settembre alle ore 20 chiuderà il calciomercato estivo. Per il Catania poco meno di 2 settimane per rinforzarsi. L'obiettivo di Varrà è consegnare a Longo una squadra più competitiva. Difficile stabilire oggi il numero degli acquisti, strettamente collegato alle cessioni. Al Catania servono un difensore se Di Gennaro, come sembra, dovesse cambiare aria, non rientrando nei piani tecnici. 2 centrocampisti con il futuro di Di Tacchio in bilico e una punta centrale che possa spostare gli equilibri del reparto offensivo. Cicerelli è sempre più leader del nuovo progetto. Impensabile a questo punto la sua cessione. Potrebbe andare via Gimenez, ma il Catania vuole monetizzare la partenza. Al Pescara si è trasferito l'ex rossazzurro d'Ausilio, che un mese fa aveva firmato in Grecia con l'Iraklis. Non si esclude la rescissione per Dini e Rolfini, fuori dall'11 titolare. Sui mancati acquisti di Ricci, Vitale e Rocchetti qualcosa non ha funzionato. Anche per questo motivo si registra un'apparente calma sulle trattative. Il Catania, che contro l'Inter Under 23 non potrà disporre dello squalificato Caturano, prosegue la preparazione a Mister Bianco, sede del quartier generale Etneo, sino alla conclusione di agosto. E in Serie B il Palermo è al lavoro per la gara di campionato di domenica al Barbera contro la Juve Stabia. Apprensione per le condizioni di Ioronen. Marco Gulla. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce, il Palermo inizia a scaldare i motori in vista della prima giornata di campionato, che sarà domenica sera al Barbera contro la Juve Stabia. Club in ansia per le condizioni di Ioronen. Il portiere rosanero rischia un lungo stop dopo l'infortunio rimediato in occasione del match contro i salentini. Il direttore sportivo Carlo Osti è già al lavoro e starebbe pensando ad un grande colpo per sostituire il finlandese, ovvero Mattia Perin della Juventus. I bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Guglielmo Vicario, che andrà a giocare titolare, ed è quindi verosimile che cederanno uno tra Perin e Di Gregorio. Il Palermo ha già avviato i contatti con l'entourage del calciatore, un affare che potrebbe andare in porto appena la Juventus deciderà su chi puntare come secondo di Vicario. Ma Osti è al lavoro anche per trovare una sistemazione a giocatori come Brunori e Blen, ormai fuori dal progetto tecnico. Nessuna offerta interessante per loro. Tra i partenti probabilmente anche Jasia e Gomez. In questo momento attendono offerte anche dall'estero. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.